buonasera, benvenuti. Questa è l'ultima del 2020, speriamo che va visto 2020 e tutti quanti stiamo aspettando, e però ci dobbiamo augurare che il 21 sarà diverso, perché poi magari ci va più il 20, arriva il 21, che arriva qualcosa di catastrofico, non penso. Però questa sera ritorniamo a parlare di calcio, insieme a me conosciamo subito gli ospiti, sono due, perché voi sapete questa trasmissione, ormai siamo 27 anni che siamo in diretta ogni lunedì con Al Lupo, e infatti me lo ricordava pochi minuti fa Eugenio, dice ma io sono venuto una volta lì, oltre a Rende, vabbè, contro la Coutura, però poi sono arrivato dietro la cartiera Bilotti su via di Laurignano, perché poi Telestars, Ten, Rete Ciao, tutte le televisioni cosentine erano queste, insomma. E lo saluto, Eugenio Caligiuri. Ciao Eugenio, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Come stai Eugenio? Stiamo bene, era proprio quello sulla tua coda di quello che stavi dicendo, hai ragione, sono passati tanti anni, quindi essere qui presente è già una grande vittoria e vengo sempre con piacere perché so di venire a parlare con una persona che fa questo lavoro quasi trentennale, con passione, cercando di portare sempre in TV e far conoscere meglio sempre le avventure del Cosenza. E questa è la cosa più importante, tu di avventure ne hai passate tante con questo Cosenza Calcio e ce lo ricordiamo. Altri erano i tempi delle pietre, non Petre, perché Petre non c'era, erano i tempi delle pietre, delle contestazioni, degli aerei che volavano, di 10.000 lire, insomma c'era la lira che era un'altra cosa, però andiamo avanti, il tempo va avanti, la vita va avanti. Saluto con piacere, perché pensate, me lo ricordava anche il suo nonno veniva qui in trasmissione dal Lupo al Lupo, la saluto, adesso lavora nella redazione di Ten, allora la saluto, Vincenza Gallo, che poi è anche una grande tifosa, esperta del Cosenza, lo segue da tanti anni. Come stai Vincenza? Fabio, io sto bene, oggi sono particolarmente emozionata e felice perché come hai detto tu, insomma, su queste sedie, quando ancora probabilmente gli studi non erano nemmeno qui, e tu di questo ne avrai memoria sicuramente più di me, io ricordo che ero dietro le quinte e seduto su queste sedie in realtà c'era mio nonno, il professore Francesco Dione Salvi, è un'emozione grande, quindi ti ringrazio 2 volte per avermi invitato. Lo ricordiamo con grande affetto, insomma, tuo nonno, persona per bene. Allora, io inizio proprio da te, diamo voce al microfono a Vincenza per farci un punto su queste partite che hai visto, perché poi analizziamo partita dopo partita, è inutile andiamo avanti, insomma. Stiamo sentendo di cotte e di crude, ieri un altro pareggio, manca la vittoria, ci vuole la punta, ci vuole il centrocampista, ci vuole l'attaccante, ci vuole la punta di peso. In questo periodo lo potete trovare di peso perché con tutti sti mangiati, insomma, sicuramente di peso si troverà sicuramente in peso, si troverà in peso perché gente che non ha giocato. Va bene, prego Vincenzo. Allora Fabio, mi hai dato una bella patata bollente, una bella gattata per l'aria, ma io non mi tiro mai indietro, ti racconto per quella che può essere la mia opinione. Guarda, inutile nasconderci troppo, nel senso che poi alla lunga stanca anche fare tanti giri di parole. Quello che ho visto io è una squadra che sicuramente ha una sua identità ma che è incompleta, e anche nell'ultima partita ritengo abbia mostrato ahimè quelli che sono i limiti tecnici, molto probabilmente tattici, di 11 ragazzi, inclusi poi gli altri con cui mister Occhiuzzi comunque la rosa al completo. Inevitabilmente sicuramente ci sono dei limiti, e per limiti io intendo 2 almeno attaccanti che riescano in qualche modo a mettere la palla in rete. Tante le azioni prodotte dal Cosenza, eppure nessuno riesce poi a gonfiare la rete. Di contro peggior difesa, perché anche questo sì, ahimè dobbiamo sottolinearlo. E beh, che dire, per quanto mi riguarda sicuramente la fiducia nei confronti di mister Occhiuzzi è quella, e tale rimane, quindi andare avanti sì con una speranza rinnovata e ritrovata per questo 2021, ma con la concretezza e la consapevolezza di invitare il presidente, il nostro patron Guarascio, insomma, a fare quantomeno nel mercato di gennaio questi acquisti che, senza girarci troppo intorno, servono come il pane. Quello senza dubbio. Eugenio, invece tu cosa ne pensi? Poi ci colleghiamo niente poco di meno con Cava dei Tirreni fra poco. Cava dei Tirreni, vabbè, prego.
Ma Allora, fammi salutare, voi non sapete, Vincenza è la nipote di Luca, voi dici ma chi è Luca? Mo va a capire chi è Luca, vogliamo dire chi è Luca. Glielo diciamo? Sì, che è Luca Gallo, il presidente della Regina, lei sicuramente adesso il prossimo anno sarà a Reggio Calabria, scherza a Ovviamente lui scherza, ragazzi. No, vabbè, mo hai visto Vincenza Gallo, ho detto ma mi è venuto a mente Luca Gallo, perché Luca Gallo, a proposito fatemi fare gli auguri in bocca al lupo a Mimmo Toscano che è stato esonerato, però gli facciamo un in bocca al lupo perché Mimmo persona per bene, persona seria, anche a Michele Napoli naturalmente, speriamo che riprenderanno il prossimo anno, dai, ma piano piano. Allora, prego. io faccio i complimenti, come dicevo, a Vincenza perché ha fatto... Perché era nipote di Luca, no? Hai capito? Vabbè. No, ha fatto giustamente una giusta disamina di quello che è l'attuale Cosenza, però io aggiungo solo una cosa perché magari a differenza di altri ho vissuto, vivo delle realtà calcistiche che capisco quali sono i movimenti. Purtroppo c'è da dire una cosa, ma in senso anche positivo, il Cosenza, l'abbiamo già detto 1000 volte, da anni, abbiamo una presidenza dove gli va detto anche bravo perché fa l'imprenditore e quindi facendo l'imprenditore e non facendo il presidente di cuore è giusto che guarda un po' su che cosa deve investire. Attualmente lui è proprio una statistica anche così virgolettata anche di fortuna, perché quest'anno al terzo anno di Serie B, leggevo stamattina quando mi documento un pochino, abbiamo gli stessi punti con lo stesso andamento di campionato, quindi auguriamoci che poi questa fortuna non ci abbandona, ma non vanno anche tolto dei meriti al mister Occhiuzzi perché nella fase della pandemia è stato bravo a tenere il gruppo in vita. È anche vero che quel campionato è stato un campionato dalla Serie A alle ultime serie tutto differente perché in quelle 10 partite si è trovato un Cosenza più aggressivo, più preparato mentalmente a raggiungere la salvezza e ci è riuscito. Però una cosa va dato di merito anche a un altro allenatore che io stimo, che in questo momento, guarda caso, sta conducendo la classifica di Serie B. E parlo di Castori, perché Castori lo scorso anno aveva fatto la stessa impresa del Cosenza e ahimè, per nostra fortuna, gli è stato tolto il punto, se no noi avremmo fatto lo spareggio per i play-out. Ma detto questo, sono convinto che Occhiuzzi avrà visto, come noi possiamo da qui dire tante cose, ma lui che tutti i giorni con il suo collaboratore Moschella stanno valutando la loro rosa, mi auguro che Occhiuzzi è un ragazzo bravo, devo dire anche un mister che si sta cominciando ad affermare. Per affermarsi il consiglio che do io così semplice è che quando ci sono i tavoli di riunione, siccome io ne ho fatti tante sia nel Cosenza che nelle altre società nel periodo di arrivare al momento del calciomercato invernale, bisogna essere decisi, avere già delle idee chiare, non andare dietro a nome che ho sentito così, poi magari possono venire, oggi sentivo in un'altra trasmissione alcuni nomi, Ardemagne, ma io sono giocatori, a mio avviso, sono giocatori, ex giocatori. Poi bisogna vedere anche che tipo di giocatori vuole, Ecco, poi più tardi anche perché le caratteristiche, anche Roberto lo chiederemo a lui che l'abbiamo in collegamento. Se interviene mi farà piacere anche salutarlo, ma sono sicuro che siamo affidati anche a un ragazzo che intanto cominciamo a vedere, ecco una cosa la dico e poi lascio subito la parola a chi deve intervenire. Io sento spesso i tifosi, Roberto, allora io ho avuto sempre a Cosenza un senso di professionalità, bisogna cominciare a dire, chi comincia a chiamare Roberto un po' amici, non amici, è l'allenatore, quindi il mister Occhiuzzi, perché la professionalità anche nostra, i tifosi posso anche capirlo, lo ricordano come giocatore, ma addetti, giornalisti, Roberto, no, se lo vogliamo aiutare cominciamo a dargli anche a lui un'impronta che lo merita, cominciando a chiamarlo almeno pubblicamente mister, no? Che a volte sente, ma adesso io vado a parlare con Roberto, ma Roberto di che cosa? Ai miei tempi queste cose qua, questo
posso io prendermi, diciamo, un merito. Quando ho cominciato a fare questo ruolo nel Cosenza ho cambiato dagli spogliatoi alla stampa dei modi di lavorare. Allora, se non mi sbaglio abbiamo in collegamento diretto da Cava dei Tirreni, ed ecco lo saluto, Alberto Urban. Alberto, ciao, buonasera, benvenuto in diretta, come stai? Un abbraccio. Bene, bene, tutto a posto. Allora, Albertino, da dove vogliamo iniziare? Visto che è l'ultima dell'anno, insomma, se mi puoi fare un punto su questa prima battuta del Cosenza, insomma, hai sentito ieri pure primo tempo da dimenticare, secondo, insomma, primo tempo anche se perdeva 3-0 forse non potevamo dire niente, poi il secondo siamo usciti, insomma, questo discorso che mi diceva Vincenza, l'attaccante, non attaccante o meno, io più volte l'ho ribadito e penso che le squadre, secondo me, vanno allestite a giugno, a maggio-giugno, deve avere già in linea di massima i giocatori, quei 4-5 di categoria per affrontare una Serie B, perché l'ho detto anche ieri, e ho fatto la domanda anche a Roberto, poi glielo dirò più tardi, secondo me il Cosenza deve trovare 3 giocatori, massimo 4 buoni, perché con la punta sola secondo me non risolve il problema, il campionato è lungo. Però ripeto, ti lascio a te il microfono, vai, prego Alberto. Ma io ho sentito parlare Vincenza e devo dire ha fatto un'analisi bellissima. Io spero abbia sbagliato un po' sulla rosa incompleta, io aspetterei ancora, Fabio, ancora 3-4 partite per dare un giudizio, anche perché la squadra sta giocando bene, a parte questa partita, voglio dire, che abbiamo fatto in casa, e dunque io aspetterei 3-4 partite per dare un giudizio completo su cosa potrebbe mancare. Certo, il mister Occhiuzzi, dico mister Occhiuzzi, altrimenti Eugenio mi sgrida, no? Ha detto che non dobbiamo... Ciao Alberto! Ciao. E so che sta cercando, almeno dalle interviste che ha fatto, che vuole una punta, e questa secondo me può essere anche magari... Potrebbe anche servire, perché specialmente ci vuole una punta di area di rigore, perché noi quando giochiamo in casa, purtroppo con le squadre che si chiudono, facciamo molta fatica a trovare delle soluzioni, delle alternative. La partita poi che abbiamo fatto domenica l'abbiamo vista tutta, abbiamo purtroppo subito in largo, in lungo tutto il primo tempo, e devo dire ci è andata molto bene. Il secondo tempo un tantino meglio, e secondo me il pareggio alla fine ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca, ma solo questo perché abbiamo preso gol a 10 minuti dalla fine, perché per onestà intellettuale dobbiamo dire che non sono 2 punti persi ma un punto guadagnato. Certo, quello senza dubbio Alberto. Vincenza, che vuoi dire? Mister, io in primis ti saluto, è sempre un piacere ascoltarti e vederti anche se solo via Skype, ormai siamo confinati così con questo Covid che speriamo insomma il 2021 possa realmente spazzare via. Guarda, ti dico, spero con tutto il cuore che effettivamente, come dici tu, magari tra qualche partita il campo e i giocatori mi daranno torto nel dire che la squadra non è incompleta, perché voglio credere che anche magari la figura di un Petre piuttosto che di un Sacco non sia riuscita magari a esprimere quelle che sono le loro reali potenzialità, no? Magari sono un po' un diesel che man mano carburano e riescono di fatto poi a produrre i risultati che tutti quanti ci aspettiamo. Detto questo, sono anche d'accordo con l'ultima parte del tuo discorso, nel senso che se avessimo preso 3 gol, come dice Fabio, durante il primo tempo nessuno poteva assolutamente dir nulla, però mister, guarda com'è strano il calcio e tu me lo insegni, no? A volte si gioca bene e si perde. Noi invece giocando male all'ultima partita abbiamo addirittura per un attimino proprio rischiato di vincere. Allora mi chiedo, conviene veramente buttare l'anima, giocare sì sicuramente con il sangue agli occhi tutte le domeniche, però poi vedi, si gioca male, fai il gol e magari ti prendi 3 punti. Un punto guadagnato la scorsa domenica, alziamo le mani, questo è indiscutibile, ma che ben vengano i risultati positivi, perché senza nasconderci dietro un dito, mister, abbiamo bisogno di tanti punti ancora, perché un punticino solo ad oggi ci potrebbe dare quella serenità, no, di una salvezza diretta, però ancora siamo veramente all'inizio.
È vero, concordo con te Vincenza, però tu hai detto anche che la squadra c'ha una identità, questa identità l'ha data l'allenatore, no? Assolutamente. La squadra in queste 10-11 partite, io credo ha fatto 9 partite, credo bene, impostando e giocando per 60-70 minuti, e quindi io dico che se giochi, se domini, se giochi in avanti, io credo ci siano anche i valori dei giocatori, altrimenti tutto questo non si può fare. È vero che lì davanti purtroppo siamo venuti a mancare, siamo arrivati tantissime volte davanti alla porta, a parte l'ultima partita, ci è mancato proprio per poco il gol o il palo o la traversa. Io dico che questa non è incapacità tante volte, ma è anche sfortuna o magari quelle partite che un po' vanno storte. Per questo che dico io, dobbiamo solo aspettare un attimino lì davanti, poi credo che abbiamo le coppie quasi in tutti i ruoli, perché fare la partita in tutte le partite fuori casa significa che i giocatori ci sono, non c'è solo identità dell'allenatore, c'è anche la qualità del singolo. Certo, senza dubbio, però poi sai meglio di me Alberto che se non concretizza e non mette la palla dentro, purtroppo lì la classifica poi non la risali, perché siamo lì sotto. Però aspettiamo, come hai detto tu, è ovvio che le alternative che ha Occhiuzzi in panchina non sono, diciamo, eccezionali, perché ieri il Pisa ha sostituito, non so chi era, però è entrato Soddi, ma sono giocatori di categoria. Io ho detto questo, Alberto, per carità, poi non è detto che i giocatori importanti vinci i campionati, però io penso che in virtù del fatto dello scorso anno che abbiamo sofferto, abbiamo veramente fatto un miracolo, no? Perché poi i miracoli si possono fare un anno, il secondo anno non lo fai più il miracolo, fermo restando che poi i miracoli, sai benissimo Alberto, se ti ricordi bene, c'era Ranieri con l'Leicester che ha vinto un campionato storico, il Leicester ha vinto la Premier League con Ranieri, però il secondo anno è stato esonerato, poi ti abbandonano tutti, hai capito? E questo che voglio dire, infatti più tardi lo avrò in diretta, a Roberto glielo dirò, io penso che questa squadra ha bisogno di giocatori di categoria, ma penso che Trinchera li deve trovare al più presto e penso che il Presidente deve fare la sua parte ancora una volta, perché sennò poi si rischia, secondo me, poi può darsi che mi sbaglio. No, dobbiamo aspettare queste partite che ho detto. È vero che domenica andiamo a Pescara, non è la partita della vita, ma un risultato negativo veramente potrebbe magari poi far perdere delle certezze e creare magari sia all'esterno che all'interno della squadra dei malumori che andrebbero magari a rompere certi equilibri. Dunque, che poi questi equilibri sono importantissimi per il proseguo del campionato. Però io sono certo, voglio dire, che noi fuori casa la prestazione la facciamo ancora più bella rispetto che in casa, perché comunque le altre squadre devono attaccare e noi siamo molto bravi nel recuperare palla alta e fare male agli avversari. Speriamo poi magari... Certo. Poi troviamo un Pescara, voglio dire, qualcuno dice arrabbiato, io preferisco sempre trovare le squadre che perdono 3-0 che quelle che vincono 3-0. Ho capito. Vabbè, comunque speriamo bene. Albertino, guarda, giusto un attimo facciamo gli auguri da Cosenza, un buon 2021. Eugenio, prego, se vuoi salutare Alberto e siamo in pubblicità. Alberto è doveroso salutarlo, sia per l'affetto, per la persona seria, e devo dire la verità, proprio nella sua città dove adesso lui si trova, è stato con me, ho avuto il piacere di vivere quel periodo che ho lavorato a Salerno e vederlo proprio lì a Cava, però col cuore sempre attaccato ai rossoblù, è veramente rimasto un lupo del Cosenza. Vincenzo, vuoi fare gli auguri anche tu, prego? Mister, che ti posso dire? Sempre ti rinnovo tutto il mio affetto e la mia stima, ascoltarti è sempre un immenso piacere e ti faccio i miei più bellissimi auguri a te e a tutti quanti affinché questo 2021 sia sicuramente meglio del 2020 appena trascorso. Ce l'auguriamo un po' tutti. Mister, augurone. Si è fatto rosso, proprio sono appicciati di special, Alberto, si è fatto rosso. Che complimenti, vabbè, comunque mi associo ai complimenti di Vincenza. Ma perché, guarda Fabio, quando c'era il mister Urban, io ero piccola, quindi mi ricordo a 3 anni ho iniziato ad andare... Con qualche capello in più,
È vero. Ho i capelli e li taglio io, hai capito? E lo so che li porta a Zetara, ho capito, sì, sì, vabbè, hai fatto bene Alberto. Un abbraccio grande, augurone anche in famiglia, un abbraccio a tutti voi. Faccio Fabio tantissimi auguri veramente di cuore a tutta Cosenza e a tutti i tifosi. Bravo, bravo, grazie Alberto. Ciao, ti vogliono tutti Alberto, bene, ciao. tutti i Ciao, tifosi mister. ti vogliono bene e speriamo che magari vieni qua a Cosenza a lavorare, ce l'auguriamo, dai. Ciao mister, un abbraccio. Ciao. Grazie, buona Ciao. serata. Allora, c'è una telefonata, forse la facciamo dopo, ma giusto per sentire chi è e poi lo chiudiamo perché abbiamo la pubblicità. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Franco Chiarello. Franco, veloce che c'è la pubblicità, cosa vuoi io dire? volevo dire una cosa. Il presidente Guarascio non ha capito che il pubblico è maturo e vuole andare in Serie A, perché tutte le altre squadre ci sono state e noi lo meritiamo per l'attaccamento alla squadra, perché ogni domenica se lui ci pensa riempie lo stadio con 40.000 persone Lo so. e l'indotto economico a Cosenza comincia a paura, girare, certo, certo. lavorano tutti. Sono Se d'accordo lui con si te Franco, sono se d'accordo lui si con te. decide e vuole spendere qualcosa, per un anno proviamo ad andare in Serie A, perché tutti quanti ci sono stati e noi lo meritiamo. Buon anno a tutti e Grazie. auguri a tutti quanti. Auguroni anche a te. Allora, Ciao, ci ciao. fermiamo un attimo, giriamo la linea a Contrada Coutura, la sede centrale per la pubblicità, ritorniamo subito dopo, sempre in diretta con Al Lupo, fra poco. Ci risiamo, ecco qua, 21:35, in perfetto orario viaggiamo sui canali di Teleuropa Network, visibile in tutta la Calabria e la Sicilia orientale. Siamo ritornati con Al Lupo, un abbraccio a tutti voi che siete a casa, quindi dove andate? Purtroppo a casa, torniamo a parlare di calcio, come promesso, vabbè, insieme a me c'è Vincenza Gallo che segretaria di redazione di TEN, complimenti per la trasmissione. E poi abbiamo Eugenio Caligiuri, ex team manager della Salernitana, del Cosenza, del Bruges, qual era tu? Lei, vabbè, Mellai, sembra Bruges. Vabbè, l'importante è sempre un ex team manager. Qui c'è il microfono mio? Ah, quello di Eugenio, metti il microfono. Allora, signore e signori, ho il piacere di avere, stiamo leggendo di cotte e di crude, no? Perché un attaccante Occhiuzzi, quello, quell'altro, la squadra c'è, non c'è bisogno di quello, di quell'altro. Lo chiediamo, come ha detto anche Alberto, bisogna dare sicuramente a Cesare che è di Cesare, Roberto sa come muoversi, sa anche diciamo, che tipo di attaccante si cerca, se ci vuole anche un centrocampista di qualità, se ci vuole anche un difensore centrale ancora a rafforzare, io poi lo chiedo. Ecco, l'abbiamo in linea, mi dicono che voi siete a Bari. Roberto, ciao, buonasera e benvenuto al Lupo. Buonasera a tutti, grazie, un saluto a tutti innanzitutto, un saluto al team che è lì in studio, un saluto al mister Urban, insomma un abbraccio grande a tutti, ai telespettatori. Ma siamo a Bari, siamo a Bari. Sì. Ah, a Bari, sì, perché poi domani fate la rifinitura oppure sì, facciamo rifinitura qua, poi partiamo per pescare. Per pescare, insomma, che ci ha portato sempre bene, no? Speriamo che sì. Insomma ne usciremo bene. Allora, prima domanda te la faccio fare da Vincenza Gallo, non so se conosci Vincenza. Come no, Mister, che piacere sentirti, buonasera, buon Natale, soprattutto buon Natale passato. Grazie anche a voi. Allora, guarda mister, io in realtà ho più che una domanda, è un'affermazione e ti vorrei invitare ad una riflessione. Io ho sempre pensato che il calcio, grazie a Dio, insomma, è rotondo, no? E quindi non è soggetto ad una logica matematica o geometrica piuttosto che scientifica, e probabilmente il bello del calcio è proprio questo, perché è emozione ed emoziona tanto. Ora, quello che ti voglio chiedere è questo: nelle tue tante esperienze da calciatore, oggi da allenatore del Cosenza Calcio, sei d'accordo nel pensare che è tanto difficile e complicato magari a volte giudicare, no? Il percorso di un pallone che rotola, ma come diceva un grande mister, i conti si fanno o no sempre alla fine? Ma quello sicuramente, è normale che chi fa questo mestiere come noi, sia da calciatore ma soprattutto da allenatore,
devi mettere in conto che comunque giorno dopo giorno sei sotto il giudizio di tutti e ci sta, e secondo me devi essere anche bravo a saper accettare, perché è bello prendersi i complimenti, ma è altrettanto devi accettare con la stessa serenità se ci sono delle critiche, soprattutto un allenatore, perché si deve esporre a critiche e ci sono dei momenti che è normale che sei sotto una lente di ingrandimento e magari vieni giudicato, quindi io ho la serenità di accettare tutto questo. È normalissimo che nella mia forza c'è sempre quello del lavoro, di poi fare i conti alla fine, perché poi se tu hai le idee chiare sul tuo lavoro, comunque fai il tutto per poter poi, come ho detto lo scorso anno, poi tirare le somme alla fine, e se credi in ciò che fai alla fine riuscirai sempre, secondo me. Quindi, però per il resto vi posso assicurare che da parte mia c'è la serenità, perché fa parte di questo mestiere, fa parte del gioco del calcio, è il bello del calcio. A me piace essere comunque sempre, anche da calciatore, essere messo sempre in discussione, perché ti dà quel qualcosa in più, ti metti anche tu stesso in discussione per fare sempre meglio, insomma. È uno stimolo, dai. Mister, io ti ringrazio e ti lascio subito con altre Eugenio. domande, ovviamente, però ti devo dire una cosa, che ti ringrazio soprattutto perché nelle tue parole c'è un'umiltà infinita e credimi, nonostante magari prestazioni poco meno belle o più belle che il nostro Cosenza fa, ascoltiamo te, almeno per quanto mi riguarda, ascolto te e ti dico, mi infondi veramente tanta serenità e tranquillità, quindi di questo ti dico grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Eugenio, eccolo qua. Eugenio, cosa vuoi dire al mister? Prego. Al caro mister devo solo dire una cosa: bravo, perché io posso sapere da dove nasce il mister Occhiuzzo. Mi sono permesso prima, non so, forse non era collegato, se ci ha sentito. No. No, è a Bari. Allora ho fatto solo, mister, una precisazione. Mi sono solo permesso di, non do mai consigli a nessuno, né, come dici giustamente, noi che facciamo sto lavoro dobbiamo solo dire le cose che pensiamo e le cose per migliorare. Dal mio lato, del ruolo che ho fatto nel calcio, dove sono ancora con delle persone nel calcio, dico sempre una cosa, dicevo poco fa, quando sento un po' tutti, posso capire il tifoso, Roberto Acquaro, però ho fatto una tiratina d'orecchio un po' a un ambiente, ma così, in forma bonaria, in forma di crescita anche professionale. Beh, noi abbiamo un mister che va chiamato mister Occhiuzzo, ma qualcuno potrà dire, ma cosa cambia se lo chiamo Roberto? No, cambia molto, cambia perché è vero che tu nasci in questa società e io ne so qualcosa, hai dato sempre esempi di serietà, di attaccamento al lavoro. Poco fa hai detto una cosa giusta, è il lavoro che ti andrà alla fine a premiare, il tuo lavoro con i tuoi collaboratori, in modo particolare approfitto per salutare anche a Moschella, che ho avuto il piacere di collaborare a Crotone in Serie A. Io ti dico una cosa, che che un allenatore in questa fase, oggi tu hai un'idea chiara, un'idea che poi la porti bene, la stai portando avanti in modo corretto. È logico, non è Caligiuri, altri, poi ci saranno anche altri allenatori da Barri, come li definisco io, che vedono che la squadra deve giocare. Sta giocando la squadra come può giocare, come cerchi di dare delle varianti e stai facendo il massimo. Ma come allenatore sono anche sicuro, per completare un po' questo discorso, che hai valutato in questi mesi anche drammatici di questo fenomeno della pandemia, che non va dimenticato, quello che potrebbe mancare, ma non dobbiamo essere Caligiuri o altri. Ho detto io, in questi periodi gli allenatori si sedono a tavola con i direttori sportivi, i presidenti, e fanno un summit di vedere come meglio migliorare la propria famiglia calcistica. Sono convinto che già Trinchera e tu, ma in modo particolare, avete le idee chiare e cercherete un pochino di portare fai bene quando proteggi i calciatori, perché se poi non va via qualcuno
qualcuno non sa che a volte una parola detta sbagliata dagli addetti interni alla società possono portare dei grandi drammi sul gruppo. Quindi bravissimo come stai gestendo questa fase di richieste. Vai avanti così, mister, te l'ho detto già una volta in un messaggio, raccoglierai, perché adesso è solo l'inizio del tuo lavoro. Grazie Tim, lei è un maestro, ne ha vissute, quindi per me Libro cuore ha fatto. ne faccio tesoro di questi consigli. Poi io prima del mercato abbiamo 2 gare, è normale che ognuno è un momento dove ci facciamo delle idee, si stringono i tempi, quindi più si va avanti e più andiamo a pulire le idee per poter intervenire bene. Però io devo comunque fare i conti sempre a livello umano con un gruppo di uomini, che è la prima cosa, e poi ho 2 gare importanti, poi fino alla fine del mercato ne abbiamo altre 2 per il girone di ritorno, quindi per finire il girone di andata, scusate, quindi comunque bisogna sempre portare avanti un lavoro sugli uomini che si ha a disposizione, ed è normale che poi dobbiamo un po' definire alcune cose, che è normale in questo periodo, è fisiologico per ogni squadra fare determinate cose, e anche noi faremo quello che c'è da fare. Qualcuno dà i meriti, diciamo, anche a Trinchera, perché dice che poi nel mercato, vabbè, ieri è stata una partita giocata male dal Cosenza, ma tutte le altre sono state giocate bene, questo scrivono dai lupi, quindi non bisogna drammatizzare e dare fiducia a Trinchera, che nei precedenti mercati di riparazione è stato sempre bravo a ingaggiare i giocatori giusti. Però ecco, arrivare poi a un girone di andata e restare sotto, Roberto, è un momento difficile. Io lo dico sempre dall'inizio, secondo me voi allenatori, lo sbaglio, vabbè, diciamo, tu è il primo anno che ti sei ritrovato, hai fatto una grande cavalcata lo scorso anno, ti affidi naturalmente anche a un direttore sportivo, però secondo me forse lì davanti, non lo so, non per questi che hai, per carità, ma un paio di giocatori di categoria dovete individuarli anche il mese di luglio, no? Perché poi si pagano i prezzi, io questo voglio dire, molto probabilmente un paio di giocatori di categoria dovevate prenderli in quel periodo che c'era, allora, insomma. Noi conosciamo quanto è bravo il nostro direttore, quindi Lo so. se adesso andiamo a fare quello che c'è da fare, e quindi siamo non in buonissime mani, ma perché ce l'ha dimostrato, quindi io sono davvero contento di avere lui al mio fianco con il Presidente, perché mi fanno anche stare tranquilli in questo, ed è normale che io devo dare tranquillità alla gente, ma soprattutto attraverso il gioco, perché io devo dare comunque un'identità ad una squadra. È vero, tiriamo poi le somme a livello di punti a fine girone d'andata, e poi normale devi fare un girone di ritorno, ci deve essere un rush, diciamo, finale, e lo devi fare in un certo modo, però è fondamentale avere un'identità. La squadra, io ho fatto pure un mio insomma, punto della situazione momentanea, dove la squadra in un momento top, perché è stato sempre un crescendo, ha fatto delle prestazioni importanti dove purtroppo non abbiamo raccolto punti. Infatti quello che dicevo io prima, Roberto, in perché 2 partite dove c'è stata la flessione, che ci può stare, Roberto, però tu realizzi e concretizzi, diciamo, non le concretizzi, 7-8 occasioni sotto porta, no? Ma se poi sta palla non la metti dentro, purtroppo ti puniscono. Ieri ho visto la stessa cosa, ha fatto anche il Pisa ha avuto 2-3 occasioni nitide sotto porta, non concretizzate, poi avete segnato poi pareggio. Però voglio dire, vedi che significa avere questi giocatori che fanno la differenza. Io parlo di equilibrio. Sì, l'ho capito quello che dici, ho capito. Equilibrio, perché ieri in una partita dove la squadra non abbiamo fatto da tutti i primi 20 minuti, abbiamo fatto una bruttissima gara, però la squadra aveva portato il risultato. Purtroppo non siamo riusciti a portarlo fino in fondo, lo so. Però questo è comunque un lato positivo. La rabbia è in quelle gare dove abbiamo fatto comunque un crescendo di prestazioni, però adesso bisogna guardare avanti. No, vabbè, Robbe, è inutile che lo dici, è ovvio che adesso bisogna guardare avanti e concentrarci per queste 3-4 partite che mancano. Vincenza vuole chiedere qualcosa, poi vedo in diretta da Padova, collegato con noi Gianni Di Marzio, che salutiamo fra poco, anzi approfitto
se vuole fare anche una domanda, vuole entrare in una discussione a Roberto Chiuzzi che abbiamo in diretta, mister. Allora, un attimo Vincenza. Mister, io Prego. sì, ti volevo chiedere una cosa, giusto così al volo. Che umori hai riscontrato tra i giocatori subito dopo ovviamente la partita di domenica, ma oggi? Come li vedi psicologicamente, dal punto di vista psicologico, nell'affrontare la prossima gara? Allora, i ragazzi, quello che posso dire dall'inizio ad adesso, sono concentrati su quello che dobbiamo fare in campo, perché loro hanno sposato in pieno il nostro modo di approcciare le gare, l'attaccare alto, forse ci siamo riusciti meno ieri, è un po' per meriti avversari, un po' per demeriti nostri, cercare di giocare sempre nella metà campo avversaria, quindi loro sono concentrati in ciò che facciamo, che per noi ogni giorno lavoriamo. Noi siamo arrivati qua a Bari, eravamo già in sala video, quindi andiamo a vedere ciò che è stato, ciò che dovrà essere, soprattutto quando hai 2 giorni per preparare la gara ti aiutano molto i video, perché le forze non devi solo recuperare, quindi domani abbiamo pure questa rifinitura, quindi il pensiero è quello, noi l'abbiamo sul campo il pensiero, quello che c'è da migliorare, c'è da lavorare sempre di più. È normale che siamo arrabbiati, perché comunque se esprimi un certo calcio e ti trovi dei punti in meno, che onestamente doveva avere altri punti, ti dà un po' fastidio, e quindi siamo lì insomma per lavorarci. Roberto, un attimo, abbiamo Gianni Di Marzio in diretta insieme a noi, il grande Gianni, che poi è chiamo che stasera facciamo i saluti di fine anno, quindi ho approfittato per salutarlo. Gianni, buonasera, benvenuto dal Lupo al Lupo. Ciao Fabio, buonasera a tutti. In diretta c'è anche il mister Chiuzzi, questo giovane, che vogliamo dire? Ma che vogliamo dire? Io mi sono congratulato con lui, io gli ho fatto i complimenti anche nelle precedenti volte che tu mi hai chiamato, perché ha lavorato bene, la squadra la fa giocare bene, e poi dobbiamo dire che l'anno scorso effettivamente ha fatto un miracolo, nessuno credeva che la squadra si salvasse. Certo, i miracoli, uno bisogna pure allenarsi ai miracoli, ma non è facile allenarsi ai miracoli, bisogna anche cercare di concretizzare questi miracoli in classifica con più praticità, penso io, perché è una classifica questa che intanto ha fatto 2 punti con 2 squadre solide, 2 squadre che secondo me sono abbastanza ostiche, forti, come il Pisa e il Venezia, quindi su 2 punti 2 pareggi che secondo me vanno bene. Il problema è che c'è il peggiore attacco del campionato, il problema è che se è vero che c'ha la terza migliore difesa del campionato, le altre difese, le altre 3 difese, che ovviamente sono squadre che hanno il doppio dei gol subiti, se hanno subito per esempio 11 gol o 12 gol come ha subito il Cosenza, hanno fatto 22 gol, hanno fatto 21 gol. Il problema quindi c'è questa mancanza di equilibrio, o la squadra non riesce ad esprimersi in fase di finalizzazione perché c'è giocatori che non hanno nelle gambe e nella testa il gol, oppure gli manca qualche attaccante finalizzatore. Io non dico uno, può darsi forse anche 2, non lo so, l'allenatore è lui, è giovane, è bravo, è uno pratico, non mi sembra il professorino che è uscito da Coverciano che parla difficile come vogliono fare tutti i fenomeni oggi, questi alleenatorini qua. Invece lui mi sembra uno che ha fatto l'allenatore in seconda, è molto pratico, parla bene, comunica bene, ma la realtà è che quest'anno gli mancano i 20 gol di Asensio e di Riviere. Pertanto lui deve sapere, te lo dico anche in diretta, che alla fine chi è che paga è sempre l'allenatore. Nel momento in cui non si fa più il risultato, non basta più far giocare bene la squadra. La gente non si ricorda che uno ha fatto giocare bene la squadra, la gente non si ricorda che si è salvato l'anno scorso grazie a lui e anche al gruppo, perché poi il gruppo lo ha chiaramente condizionato lui, lo ha messo lui alle corde. Il problema è che adesso deve andare a pescare, che anche il pescare gol ne fa pochi, ne subisce anche il pescare, però successivamente, non vorrei sbagliarmi, deve andare c'è l'Empoli in casa. L'Empoli è anche una squadra di rispetto che può andare in Serie A, è una squadra forte, poi non dimentichiamo che deve andare a Monza,
e poi se non mi sbaglio ancora, perché io il Cosenza lo seguo, ce l'ho nel sangue, quindi so un po' tutto del Cosenza. Insomma, Gianni, E poi dopo c'è il Pordenone in casa, il Pordenone ha gli stessi problemi del Cosenza, che non fa gol, anche se c'è un allenatore bravo e gioca altrettanto bene, però di esperienza, perché di campionati ne ha fatti. Io a Tesser l'ho avuto sia come giocatore che come allenatore della Primavera quando era a Venezia, quindi a questo punto io guardo la classifica e che per me è la radiografia della squadra. Allora l'unico suggerimento che io gli posso dare, in virtù del fatto che lui è giovane e io sono di esperienza, è quello di farsi comprare un po' di giocatori. E non andare al mercato, andare a prendere quel giocatore e poi addirittura te lo devono pagare loro, ti danno la metà, poi riscattano l'altra metà, poi come Riviere se ne va in scadenza di contratto. Bisogna mettere mani in tasca, perché il patrimonio della Serie B a Cosenza è pari anche a quello che tu puoi andare a investire sul mercato, perché salvandoti Cosenza rimane veramente una squadra che, facendo dei ritocchi giusti, con un allenatore bravo come Occhiuzzi, può anche tentare di andare in Serie A, perché no? È il sogno di tutti quanti noi. Certo, bravo Gianni, hai fatto una disamina perfetta. Che come la prende questa mia retorica? No, vabbè, che c'è? Però io te lo dico, non è che ho problemi. No, hai detto bene sul fatto che poi ti dimenticano. Lo devi dire tu, lo devi dire lui, ci ho detto bene. No, sto dicendo sul fatto che ti dimenticano, perché tu sai benissimo, il tuo amico Ranieri ha vinto l'ho detto poco fa, con l'Ester ha vinto un campionato storico della Premier e poi il secondo anno è stato esonerato dopo 14-15 giornate, quindi poi si dimenticano. Però Roberto, che vuoi dire? Ma non è solo, è un classico, Ranieri ormai la sua carriera l'ha fatta, ha vinto... Per dire Occhiuzzi ha fatto un miracolo lo scorso anno, capito Gianni? Occhiuzzi è un allenatore giovane e lui ha fatto fino adesso ha fatto l'allenatore in seconda, adesso lui è pronto per mettersi in gioco nel mondo del calcio. Ranieri ma terminato. Stavo dicendo che poi ti dimenticano, quindi sono i risultati che poi ti danno continuità. Roberto, che vogliamo dire a Gianni? Prego. Ma innanzitutto lo saluto ed è un onore sentire parlare il direttore di me in questi termini, assolutamente. Ha detto cose sante, cose giuste, cerco di essere sempre più pratico, perché è vero, noi allenatori giovani siamo molto attenti a determinate cose, ma per me la fortuna di aver lavorato in passato, aver fatto il secondo a Mister Braglia mi ha insegnato tanto proprio sotto questo profilo, essere pratico quando le cose non vanno su determinate situazioni, perché ha detto una cosa giustissima, la squadra gioca bene, ma la classifica è quella, cosa mi manca? Mi mancano i gol, devo lavorare di più sotto quell'aspetto. E quindi io cerco sempre di valutare. Scusami se ti interrompo. Sì. Purtroppo non è che mancano i gol nel complesso che Cosenza ha l'attacco più anemico di tutta la Serie B, mancano i gol anche in casa, quello è il problema anche, sì. Perché come ti dicevo prima, uno può avere una difesa forte, però devi anche far gol, se fai gol lo vai a vincere i campionati, questo è il concetto, e che secondo me devi battere un po' i pugni, dispiace anche dirlo, ma ti devi far comprare giocatori, ascoltami che poi alla fine un calcio nel sedere lo becchi tu e anche il Cosenza, perché oggi c'è bisogno veramente di cambiare rotta. Io ho visto, hai fatto delle grandi partite, la squadra veramente gioca bene, tu puoi giocare con il 3-4-1-2, poi vai e fai 3-4-3, puoi fare quello che ti pare, però se non butti la palla in porta, caro Roberto, hai problemi e devi cercare di inventarti la qualunque, ma d'altra parte non puoi entrare in campo tu, i tuoi giocatori ti seguono e sono anche dei buoni giocatori, perché la squadra non può giocare bene se non hai dei buoni giocatori, vero. E la società ci deve fare un sacrificio e ti deve comprare un attaccante, un centrocampista, un esterno di sinistra, 2 o 3 pezzi, voglio dire, buoni, e devi cercare di farteli comprare. Presidente, bravo, però deve capire che questo è un momento importantissimo, non è che può trovare sempre lo Occhiuzzi della situazione che ti salva le ultime 5 giornate.
Roberto, cosa vuoi aggiungere così poi chiudiamo che abbiamo la Aggiungo pubblicità? Oppure Roberti, scusa, Sì. potete restare in linea che c'è la pubblicità e ritorniamo subito dopo, vi dispiace Fabio, ragazzi? io sono in ritiro, quindi devo Quando andare in parlerete stretta di via. Vabbè, allora rispondi, sì, prego, rispondi. No, velocissimo, rispondo al direttore che giustamente mi ha fatto un assist, il Presidente ci sentiamo e ci vediamo ogni giorno e lui, soprattutto in questo momento, insieme al direttore sono molto vigili in determinate situazioni, quindi è normale che io adesso ho 2 gare importanti ravvicinate e come ha detto il direttore gare difficilissime, quindi devo avere la testa al campo, però quello che ha detto è qualcosa che pensa assolutamente la proprietà, quindi è questo. Ma speriamo bene, dai Roberti. Ringrazio innanzitutto tutti voi, un saluto al team, al direttore, un abbraccio grande in studio, Fabio. Sì, io vi grazie. ringrazio davvero. In bocca al lupo per dopodomani. Viva il in bocca al lupo, lupo. viva il lupo. Grazie mister Forza Lupi. Grazie. Ciao Roberto. Allora, Grazie. Gianni, puoi restare tu oppure devi andare a letto? Chiedimi, io ti rispondo come ti pare. No, dico, No, tu puoi rimanere altri 2 o 3 minuti che c'ho la pubblicità e poi No, ma io sto a casa, non è che sono in mezzo alla strada. ok. Allora, la linea, Vincenzo, dalla tu la linea, la regia, allora, Giuseppe, date il primo piano a Vincenzo. Diamo Prego. la pubblicità, mi raccomando, rimanete con noi, sempre su TEN, canale 10 del Digitale Terrestre. Ah, a te, giù, va. Ed eccoci ritornati 22.03 in questo preciso istante. Sono tanti i messaggi che arrivano in sovrimpressione, magari scorrono sulla TV, c'è il WhatsApp e ce n'è uno che è simpaticissimo, Gianni, guarda, te lo leggo in diretta perché è simpaticissimo questo messaggio che grande Di Marzio, ci ha cantata la Pampina, significa, vabbè tu lo sai che significa, no? Tu dici quello che pensi, ma del resto forse è il pensiero un po' di tutti i tifosi cosentini in questo momento, perché vedendoti lì sotto, come hai detto tu, ci sono 3-4 partite importanti prima che finisce il girone di andata, poi c'è il ritorno, il campionato è lungo, quindi bisogna andare sul mercato e operare bene, hai fatto bene a ricordarlo. Gianni, prego. Anche perché questo è un allenatore giovane, è un allenatore bravo, che la squadra la fa giocare bene, però se gli mancano i 20 gol di Asensio e di Riviera quest'anno e ha fatto solamente 11 gol e c'ha il peggior attacco del campionato, ma oltretutto c'è anche il peggior attacco del campionato in casa, quindi questo vuol dire che non riesce a produrre un gioco che anche se arrivano davanti alla porta 3, 4, 5, 6 volte in zona gol e non fai gol, è proprio una mancanza di saper fare i gol. Allora, se il gol non lo sai fare e giochi bene, devi cercare di trovare un finalizzatore, se non 2 finalizzatori, che riescono a tradurre in gol tutto il gioco che tu fai, perché il fatto stesso che abbia fatto il punto con il Pisa è un punto importante, perché il Pisa è una squadra scorbutica, il punto in casa con il Venezia è un punto importante, poi fuori casa lui ha fatto anche delle belle gare, ma adesso non puoi solamente sostenere la squadra con il bel gioco, hai bisogno di stringere i tempi, ma chi lo deve aiutare deve essere il direttore sportivo, che è bravo, ha portato sempre dei buoni giocatori a Cosenza, quindi il signor Trinchera, anche lui si deve fare la sua parte con il presidente e suggerirgli dei giocatori all'altezza della situazione, perché siamo attenti, l'anno scorso il miracolo è stato fatto, ma non so se i miracoli si ripetono, allora è un peccato onestamente, perché la squadra è una squadra che non può assolutamente tenere quella classifica. Un attimo, c'è Vincenza, vuole chiedere qualcosa? Gianni, prego Vincenza. Direttore, che piacere, che onore poter parlare con te. Io sono d'accordissimo con la disamina che hai fatto finora. Noi tra l'altro abbiamo avuto agli inizi della scorsa stagione un mister Braglia che non le mandava a dire, lo ricordiamo bene tutti. Di contro oggi abbiamo mister Occhiuzzi che invece è sicuramente una persona tanto umile quanto discreta ed educata. Però quello che vorrei chiederti è questo: se tu fossi al posto di Trinchera, di fatto facciamo 2 nomi, perché secondo me penso che almeno 2 attaccanti di spessore servono come il pane oggi a questo Cosenza. Quali sono i nomi che tu andresti a proporre? Guardi, nomi io te ne potrei fare non 2, te ne potrei fare 4, 8 e anche 12. Io per correttezza rispetto al lavoro degli altri non mi permetto di fare dei nomi, dico solamente che Trinchera è bravo, l'allenatore è giovane,
ha fatto le partite, le ultime partite l'anno scorso e che ci ha salvato, mi permetto di dire ci ha salvato perché io tengo molto a Cosenza, mi mancherebbe, quindi ci ha salvato, ha incominciato anche un buon campionato, ma alla luce dei fatti, io adesso non vorrei sbagliare, ma siamo già alla 15ª di campionato, cioè noi alla 15ª di campionato dobbiamo già tirare le somme, diciamo che siamo quasi a metà campionato, adesso superato diciamo questo periodo di feste, ormai la squadra deve cercare di tamponare le lacune che sono emerse in questo momento. Allora, se uno che va dal medico e c'ha un problema a un ginocchio, c'ha un problema a una spalla, la prima cosa ti fanno la radiografia, ti vede la radiografia e ti vede che male c'hai. Il male in questo momento è cos'è? È questo, non c'è qua da fare i fenomeni, hai capito? Quindi l'allenatore è giovane, non è che può battere i pugni sul tavolo al presidente e gli deve dire: senta presidente, lei mi deve comprare 2 attaccanti, i nomi sono Tizio e Caio. Il presidente gli dice: guarda, noi non abbiamo un budget economico per poterli comprare e né tu intanto ringrazia te che stai facendo la Serie B perché ti abbiamo messo in prima squadra e ti dobbiamo anche noi ringraziare che ci hai salvato, però tu stai tranquillo che noi qualche cosa faremo, ma il qualche cosa faremo non è un fatto sicuro, invece il Cosenza oggi deve andare sul sicuro, deve comprare 2 attaccanti giusti o che le altre squadre li vogliono parcheggiare per fare un campionato di Serie B, oppure bisogna fare un sacrificio economico. Bisogna andare sul mercato, perché Direttore, se non vai sul mercato diventa dura veramente. Direttore, io non so tu che tipo di rapporto / conoscenza hai con il padron Guarascio, ma secondo te nell'anno prossimo, per quello che tu hai visto di questo Cosenza finora, capeggiato appunto da lui, arriveranno secondo te questi acquisti? Ma io onestamente non lo so perché non conosco il personaggio, però io diciamo quantomeno ho delle buone aspettative perché il direttore sportivo pesca bene, onestamente questo sì. E poi è tutto interesse del presidente, il presidente deve essere anche lui una persona intelligente, certo non è che può andare avanti con questo ragazzino che tra l'altro è anche bravo, che io le partite di Cosenza le seguo un po' tutte, no? Per cui ho visto che c'è qualche ragazzino bravo, c'è questo ragazzino di Cetraro, piccolino, rapido, scattante, su Evans, adesso non so neppure esattamente, è anche un buon giocatore, però oggi il Cosenza ha bisogno di 2 giocatori importanti, secondo me. Hai detto bene, guarda Gianni, i messaggi te ne leggo qualcuno. Finalmente un parere senza peli sulla lingua e senza esercizi di equilibrismo lessicale tipici di chi non deve scontentare nessuno. Complimenti a Gianni Di Marzio. Speriamo che Guarascio stia seguendo la trasmissione, se ancora non avesse capito la situazione Gianni Di Marzio ci ha ammuccato il curucucciarino, cioè ha detto chiaramente le cose. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando. Comunque Gianni, un abbraccio, buon anno, un anno di salute, pace e serenità. Pace e serenità. Forza Lupi, sempre. Buon anno direttore. Buon anno. Un abbraccio grande Gianni, grazie sempre della tua disponibilità e buon anno. Per la trasmissione, un abbraccio a tutti. Grazie Auguri. Gianni, ciao, grazie. Allora, salutiamo Gianni Di Marzio. Allora, che vogliamo? Allora, dove eravamo rimasti? Ci sono tanti messaggi, anche numeri, cose. Allora, prego Eugenio. Guardi, sentendo Di Marzio, giustamente ha parlato un veterano del calcio, ha detto giustamente diretto, però io capisco che da fuori ognuno di noi è portato e deve dire la cosa come la vede. Certo. Lui avrà sicuramente le competenze di persone che si possono anche permettere, perché conosce bene il nostro ambiente, di quello che ha detto, ha voluto un pochino mandare un messaggio di dire attenzione perché potrebbe accadere quello che in questo momento sembrerebbe che non accade, invece i rischi ci sono. Però sono anche convinto che la nostra realtà va vista in questa ottica. Cosenza sono anni da quando giustamente alla guida c'è Guarascio, ha fatto sempre le cose, ha cercato di essere sempre una persona precisa in quello che vuole fare. Va detto solo questo, ma i tifosi devono capire che se questo è l'andamento aziendale di questo presidente, e questi sono campionati che noi rimarremo in Serie B per cercare sempre di mantenere la categoria. Poi adesso pensare, mi auguro che magari sollecitato da Di Marzio,
possa accadere qualcosa di eclatante, ma il Cosenza andrà sulla sua politica, cercherà di portare l'attaccante però giovane, con qualche esperienza magari in più in qualche partito, o pescare all'estero come si è pensato con Riviere lo scorso anno. Perché sul mercato oggi poter pensare, vi voglio precisare una cosa da informazione che ho anche io con persone che fanno calcio importante al nord. Ci sono società adesso come la Cremonese dove si andrà a rafforzare, quindi sono società forti. È Braida la Cremonese. Braida, ecco, se Braida si presenta sul mercato vuol dire che dietro c'ha un budget di una società forte che sicuramente cercherà di ma guarda, ma anche l'Ascoli, ma l'Ascoli visto ieri ha vinto, stesso, ma quello che diceva giustamente Di Marzio, noi siamo alla 15ª, abbiamo 14 punti, abbiamo un punto in meno della classifica, delle partite giocate. Non dobbiamo dire ma adesso vogliamo da qui mandare messaggi di paura, no, vabbè, ma bisogna però alzare un pochino l'asticella e capire che solo il mister Occhiuzzi ha fatto già intendere che lui proverà tutte le formule, però bisogna che sia la società a cercare anche perché no, anche di mettere qualcuno che magari è arrivato in estate pensando che poteva puntare di più, cercarlo di mandarlo a giocare e fare rientrare dei giocatori per sopportare gli stipendi. Sentiamo cosa ne pensa, abbiamo Francesco Mannarino della Gazzetta del Sud in diretta. Ciao Francesco, allora che ne pensi di quello che ha detto Eugenio, anche su Occhiuzzi o meno, e su tutto, prego, senza giacca, con la cravatta come dicevi tu. Voi fate una trasmissione senza giacca se non mi sbaglio, giusto? Sì, Fabio, ciao, buonasera. Al freddo al gelo, se no la fate lì fuori dallo stadio. Tu ne sai qualcosa perché hai partecipato a una delle ultime trasmissioni con noi. Insieme a diversi colleghi giornalisti che saluto, noi facciamo a fine partita, ogni partita del Cosenza, sia in casa che fuori casa, una goliardiata, la vogliamo definire così. Ci riuniamo i colleghi e quello che discutiamo in tribuna stampa anche con te, poi lo rendiamo pubblico attraverso questa pagina Facebook. Io ho seguito la trasmissione. Ho seguito il team manager che saluto con affetto e saluto anche Vincenza che ciao Francesco. Ricambio. Faccio mie le parole di Gianni Di Marzio, che penso che stasera abbia toccato esattamente i punti che tutti i tifosi, non solo noi giornalisti, non solo gli addetti ai lavori, sanno e conoscono. Vi faccio notare un piccolo particolare da giornalista che ho notato. Mister Occhiuzzi ha detto, o meglio, non ha detto ma ha fatto capire, Fabio, una cosa importantissima. Quale? Loro sono in ritiro a Bari, mi pare di aver capito, per Pescara domani mattina. Senti Francesco, scusa, una comunicazione di servizio su Skype bisogna, vedi che c'è il puntino là dove mouse, là, se lo sposti il mouse, bravo, togliti che c'è il mosca bianca, aguzzate la pista, adesso puoi andare, prego. Meno male che ci sei tu, Fabio. Vai, prego. No, dicevo perché è importante questo e non deve sfuggire a chi sta seguendo la tua trasmissione, che stasera è stata impeccabile, meglio delle altre. Quale? Mister Occhiuzzi ha detto una cosa importante che l'ha lasciato trasparire, non so se siete d'accordo. Ha parlato oggi o ieri con Trinchera e con Guarascio, con il DS e con il presidente. Il Cosenza Calcio è sul mercato, quello che tutti stiamo un po' auspicando, quello che manca al Cosenza, che diceva Gianni Di Marzio, che è l'attaccante, che è un esterno sinistro, ma anche un centrocampista. Io metterei, se proprio volete che aggiunga la mia, anche un difensore, ma ci basterebbe anche questo semplice attaccante, speriamo che arrivi. Guarascio e Trinchera stanno lavorando sul mercato, non è una notizia secondaria e secondo me non è nemmeno scontata, perché lo hai detto bene tu, lo hanno detto i due ospiti, Fabio. Il mercato del Cosenza ci vogliono i soldi, il presidente e il patron Guarascio è disponibile, è disposto a spendere, a mettere ovviamente denaro per acquistare, se c'è un attaccante, due attaccanti, un centrocampista, un esterno di sinistra. Io ritengo di sì, e le parole di mister Occhiuzzi ha detto stasera la tua trasmissione, e secondo me noi colleghi dobbiamo riprendere sulle nostre testate già domattina, che lui è concentrato, il Cosenza è concentrato sulle prossime due partite,
ma al tempo stesso la dirigente sa bene che mancano questi pezzi importanti per il Cosenza e che sicuramente arriveranno nei prossimi 5, 6, 7 giorni, insomma subito dopo il Capodanno. Ce lo auguriamo tutti, lo speriamo tutti. Aggiungo un piccolissimo e veloce particolare. Volete sapere cosa ne penso del Cosenza? Abbiamo giocato malissimo ieri, attenzione però a non sottovalutare le squadre che sono venute al San Vito, diceva, non so, forse allora il Pisa insieme alla Venezia secondo me sono state... diceva Urban all'inizio trasmissione, abbiamo secondo me guadagnato 2 punti con Venezia e Pisa, perché Venezia e Pisa sono 2 squadre assolutamente forti. Il Cosenza non è riuscito a fare il suo gioco, così come ha detto anche il mister poco fa ai microfoni di Ten, ai tuoi microfoni, ma dobbiamo prenderci questo punto. Adesso dobbiamo andare a fare i punti a Pescara, è ovvio. Io sono molto fiducioso per le prossime 2 partite e vi dico cosa penso rispetto alla partita del Cosenza. Noi quest'anno ci salviamo, me lo auguro, facciamo tutti i dovuti scongiuri molto prima del tempo, così come invece non è accaduto l'anno scorso, perché i miracoli, lo dicevi forse tu o non so chi nello studio, non sempre avvengono. Noi non vogliamo che avvengano i miracoli, noi vogliamo vincere sul campo e salvarci sul campo. Certo, Francesco. Allora Vincenzo, che vuoi aggiungere a quello che ha detto Francesco? Ma guarda, prego. Francesco, tanto per iniziare, buon Natale e tanti auguri passati. Detto questo, mi trovi perfettamente d'accordo, anche perché io prima facevo presente che per fortuna il calcio non è una scienza esatta. I punti vanno conquistati sul campo, palla a terra, e anche io ti dirò che sono abbastanza fiduciosa quest'anno, perché al contrario degli altri anni, dello scorso anno soprattutto, io vedo una squadra che comunque in campo c'è, perché in fondo sai creare tante occasioni anche sotto la rete. Per carità, non hai l'uomo poi che finalizza mette la palla facendo il gol, quello sì, e lo abbiamo detto ed è un dato di fatto, però creano veramente tante occasioni e io sono convinta che con un pelino in più, facendo un piccolo sforzo in più, come diceva il direttore Di Marzio, facciamo un paio di acquisti e sì, secondo me ci salveremo ben prima della fine del campionato. Poi ci sono tanti messaggi, perché su belli poi qualcuno dice non credo cambierà qualcosa, con Guarascio rassegniamoci. I tifosi ritorneranno presto a gioire sugli spalti grazie al vaccino, che naturalmente ci vacciniamo, motivo in più perché Guarascio possa accontentarli con adeguati acquisti. Gab Spad, che sarà il dottore Spadaforo, che salutiamo. Caro signor Caligiuri, perché non dice quando le ha proposto qualche anno fa il presidente Guarascio per fare il direttore generale? No, io assolutamente non mi è stata mai fatta una proposta di collaborazione. Quindi non ha ricevuto proposte? Assolutamente. Quindi niente, vabbè. I tifosi vabbè, questo abbiamo, speriamo che Guarascio stia seguendo tante cose. Allora, va bene. Io volevo dire una cosa prima, ecco, giustamente ha fatto Francesco giustamente una giusta disamina di quello che è un aspetto di questa società. Volevo solo precisare una cosa che un po' non sfugge neanche, penso, ai tifosi, che li conosco abbastanza bene e sono attenti. Noi stiamo giocando bene, stiamo sviluppando delle belle partite, ahimè questa qui che abbiamo fatto con il Pisa è quella che un po' è sembrata quella proprio giocata male, però va anche detto una cosa, che bisogna stare veramente attento, non è facile una salvezza con molta facilità, perché il Cosenza ha sofferto proprio con le squadre, se voi state attenti un pochino più sulla tecnica delle altre squadre, dove ci sono squadre che riescono a fare un gioco partendo da dietro e costruendo tante azioni sul proprio centrocampo. Il Cosenza è proprio lì che non riesce ad affrontare a volte, come anche domenica, sui fraseggi di quella squadra che giocava benissimo, ma anche addirittura il centrocampo di 2 domeniche, 3 domeniche fa, non mi ricordo, quando abbiamo perso in casa con la Reggiana. Certo. Queste sono cose, sono campanelli di allarme, perché il Cosenza per arrivare a una salvezza, come diceva poco fa Francesco, io me lo auguro pure, prima e non sofferente come sempre, bisogna
migliorare intanto anche un aspetto difensivo, un aspetto a centrocampo, e poi trovare giustamente quell'attaccante, perché non si può arrivare, come ci è capitato a Vicenza e altre cose, a 2 passi dal portiere, così parlando calcisticamente, e non mettere la palla dentro. Però trovare oggi degli attaccanti a gennaio non è una cosa facile. No, si trovano, l'attaccante di peso si trova, ma di peso pesante. Di peso, allora, bene, allora, tu sei stato anche a Crotone, se non mi sbaglio. Sì, io sono stato a Crotone, ho sentito anche il nome, per esempio si è fatto il nome di Tomminillo, mi sembra. Chi? Questo ragazzo bravissimo. Tomminillo, sì. Vabbè, lasciamo no, ma diciamo, poverino ha avuto, ha avuto 2 crociate, però non gioca da una vita. Qui adesso chi viene deve essere già che l'allenatore viene capo lo fa allenare e domenica gioca la domenica successiva. Allora faccio un in bocca al lupo agli amici di Cosenza, forza Crotone, speriamo gli stadi si riempiano, basta calcio in TV, Beppe da Crotone. Salutiamo anche gli amici di Crotone che seguono, di Reggio, di Catanzaro, un po' da tutta la Calabria. Allora Francesco, se vuoi salutare, vuoi fare gli auguri, perché devo fare l'ultimo Skype line in diretta, vediamo se riusciamo. Vai, prego. Ne approfitto per fare infatti gli auguri di un buon anno, ce lo auguriamo tutti, che sia un anno completamente diverso questo del 2021. Ovviamente per tutti gli sportivi calabresi, un anno ricco di soddisfazione. Le squadre calabresi devono vincere sul campo, perché la Calabria può risollevarsi anche attraverso il calcio, anche attraverso lo sport. E poi noi tutti ci auguriamo un 2021 diverso dal punto di vista della salute, non c'è dubbio. Vi chiudo, vi saluto davvero a voi augurandovi il meglio, con l'ennesima provocazione, come sapete mi appartiene. Ma siamo sicuri che al Cosenza manchi l'attaccante? Sì, tutti stiamo dicendo così, ma con il gioco di Occhiuzzi siamo sicuri che magari con gli inserimenti dei centrocampisti non si possa arrivare al gol più facilmente? Buona serata e buona continuazione a voi. Bravo. Ciao Francesco. Ciao Francesco, ciao, grazie. Allora, dovremmo avere da qui a poco, salutiamo il collega da Catanzaro, Antonio Battaglia, che lo salutiamo velocemente. Allora, Vincenza, com'è andata? Guarda, Fabio, Anzi, approfitto se vuoi dire qualcosa ancora sul Cosenza, hai un minuto di tempo, 2, prego. allora è andata e sta andando secondo me benissimo, e per quanto riguarda sul Cosenza mi voglio riallacciare all'ultima provocazione che in realtà ha fatto il collega Francesco. Perché no? Cioè, mi spiego meglio. Secondo me gli attaccanti, 2 attaccanti servono, se non ce ne sono 2, quantomeno uno ritengo che a gennaio debba necessariamente arrivare a Cosenza, però per il gioco che porta avanti mister Occhiuzzi, che rende ogni giocatore indispensabile, sarebbe anche effettivamente auspicabile pensare ad un centrocampo rinforzato, capace di dare quegli assist necessari da permettere poi la palla in rete. Tu come la vedi, mister? No, mister io no, però come attenta. Tu per me sei mister, sei direttore, sei tutto. Non sono nulla, però hai detto una cosa giusta. L'attaccante, poi adesso non facciamo, giustamente, come dicevo prima, è facile fare i commentatori da tecnico. Io dico una cosa, che a mio avviso parliamo spesso dell'attacco, ma il centrocampo del Cosenza deve migliorare, perché se si vedono alcune partite, quando incontriamo squadre che riescono a giocare con la palla a terra, guardate, non voglio fare il critico, non è che la partita di Ascoli è stata una bella vittoria, ma i meriti sono anche dei meriti dell'Ascoli, ecco, diciamola francamente questa cosa. Allora fatemi salutare Antonio Battaglia da San Vito sullo Ionio, Sant'Andrea sullo Ionio, Isca Marina, vediamo se mi ricordo. Dimmele tutte. È giusta l'ultima. L'ultima, io l'ho pigliata però. Sono tutte lì, Soverato, Isca, Sant'Andrea sullo Ionio, Isca Marina. Allora, ciao Antonio, Serie C bloccata, insomma, ti ho chiamato per farti gli auguri. Vuoi aggiungere qualcosa, vuoi dire qualcosa? Prego. Ciao Fabio, un saluto a tutti, grazie. Sì, la Serie C bloccata, si cominciano ad accendere i fari sul calciomercato, e notizie di oggi che forse il Catanzaro starebbe trattando un eventuale scambio con il Bari, darebbe via Contessa, anche se sembra abbastanza improbabile una cosa del genere. Il calciomercato aprirà i battenti il 4 gennaio, quindi per ora la Serie C si prende una boccata di ossigeno, e non ho nulla
ad aggiungere, ho ascoltato anche il mister Occhiuzzi poco fa in trasmissione, quindi bisogna chiaramente dare fiducia a questa squadra, perché prima o poi i risultati arriveranno, con un occhio a calciomercato, perché sicuramente il Cosenza avrà bisogno di apportare qualche miglioramento. E saluti i tuoi ospiti e vi do un grosso abbraccio. Un abbraccio anche a te, grandissimo, ciao, all'anno, buon anno. Ciao Antonio! Buon anno, buon anno. Ti saluta Vincenzo. Ciao Vincenzo. Buon anno. Buon anno a voi, grazie. Buon anno Ciao, Antonio, ciao! Allora Vincenzo, prego, ti lascio, quale camera vuoi? La 1, la 2, la 3? Allora, non dire così, che noi ci divertiamo sempre con 1, 2, No, 3. ma te lo dico perché qua c'è un prezzo, la 1 costa oggi è festivo, quasi festivo, costa 12 euro, la 3 12,50 euro, la 4 è quella gratis. 11,90, qualcuno da 11,90 c'è, Fabio? Che io... Allora Fabio, guarda, io ti voglio ringraziare, non è una cosa detta tanto per me, ti ringrazio veramente tanto perché io oggi mi sono divertita. Divertirsi quando, insomma, una serata diversa, sì, dai. Quando si fanno delle serate, discutevamo prima no, come stare a un bar, però un bar di professionisti, ed è un piacere chiacchierare e confrontarsi, perché senza confronto, insomma, penso però che... Però ho fatto un passaggio prima, quando Cosenza vince, come hai detto, Sì. io non l'ha ammazzata sto Cosenza. No, il passaggio è chiaro, perché è vero, il Cosenza... Quando vince merita gli avversari, quando perde è colpa di No, io ho detto, nella partita di Ascoli, non la prenderei questa, perché i demeriti all'Ascoli vanno anche dati, ragazzi. Ma c'è sempre due squadre che scendono in campo. Ho visto delle partite, ma poi quella sera ritengo che da questa parte è logico, il cuore era il Cosenza che giocava, ma l'Ascoli è improponibile, quel tipo di Ascoli. Adesso... però guarda, ti dico una cosa, ha detto un passaggio Gianni, non so se ha detto anche Urban, e vedi che noi abbiamo preso 2 punti con 2 squadre che sono fortissime, sia Pisa che Venezia. Sì, ma guarda. Poi ripeto, il campionato è lungo, per carità, magari poi il Pisa... Ma questi sono, Venezia, questi sono punti importanti, come diciamo, abbiamo preso 2 punti, ma tu hai perso con la Reggiana, hai pareggiato con l'Entella, magari, ecco, per fortuna, ma anche per bravura, nello stesso tempo, perché la fortuna anche si va cercando con il lavoro. Abbiamo fatto quel risultato a Frosinone, sì. No? Frosinone l'ha ammazzato, Frosinone è lì sopra, Frosinone non l'hai fatto giocare. Allora guarda, Eugenio, me lo dico qui, io l'ho detto l'altra volta, se a questa squadra Guarascio farà su sacrificio che va a prendere, ho detto no 1, ci vogliono 3 giocatori di categoria di prima fascia. Io ho letto una sua intervista, sono giocatori che ci vogliono, se piglia 16 giocatori, secondo me con quello che ha fatto Roberto e come cammina la squadra a 1000, a 100 all'ora, tu rischi veramente di fare i playoff, e te lo metto, lo dico stasera, se prendi 3 giocatori di categoria, altrimenti sei costretto a soffrire, magari ti salvi pure, però ti arrambica su pista, anzi ci vuole un graffiatore, perché hai visto queste unghie, ma scusate, ma guarda qua che unghie, una russa, no, che grigia, allora, è tutta la scala, a dire il vero, dal nero al bianco dal nero passiamo, al bianco. Certo che se lascia uno lo porti finito, Io mi devo difendere da sola, Fabio. Ma comunque ho letto un'intervista del Presidente dove ha rilasciato proprio lui, quindi ritengo che si assume, ha detto proprio andremo a comprare, prenderemo l'attaccante, quindi vuol dire che loro ce l'hanno. Allora consideriamo che questi già dallo scorso anno non vedono un centesimo, perché i campi sono chiusi, gli stadi sono chiusi e quindi sono tutti investimenti, ma ripeto, lui lo deve fare perché il prossimo anno sicuramente, come ha scritto anche Gabriele qua, c'è il vaccino, si ritornerà allo stadio, insomma la tifoseria merita questo salto di categoria, si può fare, ma pure a sperare, no? Non è che vai vince e vai in Serie A, non è così, però te la puoi giocare. Visto il Cittadella è sempre lì sopra, stai pur tranquillo che il Cittadella scherzando arriverà in Serie A, c'hai capito? Ah sì, sicuramente. Allora siamo in chiusura, mi dicono Big Ben ha detto stop perché c'è il telegiornale, c'è la redazione, ma te lo dice, per lei a te li frate mia, là sta con l'orologio in mano, anche perché sono i colleghi. I tempi. Allora Eugenio, buon anno. Cosa dobbiamo dire? Buon anno. E che prima, ecco, la prima battaglia dobbiamo vincere, quella del Covid, bravo. Perché il calcio senza spettatore è diventato nulla. È zero. Grazie a Vincenza Gallo, grazie Vincenza. Grazie a te Fabio e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.
Allora, da parte mia un felice 2021, speriamo bene che ci ritroveremo di nuovo allo stadio, ma non allo stadio, anche ai ristoranti, ritorneremo con Al Lupo in tour, insomma nei locali della provincia di Cosenza, questo è l'augurio che mi faccio. Saluto e un grande in bocca al lupo, anzi un buon anno ad Erika che non è insieme a noi, Erika Guida, la nostra diciamo donna di Al Lupo, che la vedete sempre sui social perché è attiva, la nostra Erika. Un abbraccio Erika, auguri anche a te e un saluto a tutti voi che seguite Al Lupo da tanti anni in Calabria, a Cosenza in modo particolare, ma anche in Calabria, perché ormai si vede in tutta la Calabria, te ne ricordiamo anche nella Sicilia orientale. È tutto, buon anno, ciao ragazzi, un anno di felicità, pace e salute, che è la cosa più importante, ciao Elio.